L'insulto e poi la minaccia, ritira la legge o farai una brutta fine. C'è poi chi mette un link che rimanda ad Adolf Hitler. Nel mirino l'onorevole padovano del PD Alessandro Zan, la sua colpa è essere relatore della legge contro l'omotransfobia. Non mi faccio intimorire, dice Zan, non saranno certo questi seminatori d'odio a fermarmi. Io penso che queste siano legate a sia dei gruppi di estremisti che sicuramente non fermeranno questo cammino di civiltà, perché il nostro paese è un paese fanalino di coda in Europa, perché è tra gli ultimi paesi europei, se mi avete perso, a non essersi dotati di una legge appunto che punisce i crimini d'odio, che sono sempre più violenti nel nostro paese, non solo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, ma anche nei confronti delle donne. E tant'è che questa non è solo una legge contro l'omotransfobia, ma anche contro la misoginia. La solidarietà ad Alessandro Zan è arrivata dal suo partito attraverso un post Facebook del segretario Nicola Zingaretti che definisce coraggiosa la battaglia dell'onorevole Padovano. Il PD è con te, contro l'odio e le discriminazioni, dice il leader Dem. Intanto a Padova, città natale di Zan, a causa dell'emergenza Covid, nell'impossibilità di organizzare un corteo per celebrare i moti di Stonewall che segnarono l'inizio dei movimenti LGBT, il comune ha deciso di promuovere alcune iniziative di sensibilizzazione. Per questo riteniamo che sia molto importante anche quest'anno riaccendere e tenere accesi i riflettori sui temi dei diritti e dell'uguaglianza, e quindi ci saranno alcune iniziative in questi giorni che verranno, in particolare su Padova sventolerà anche quest'anno la bandiera arcobaleno, che è un po' il simbolo del Pride, e vorremmo lasciare un segno colorato, anche se non possiamo farlo con i nostri corpi in giro per le strade, comunque nella nostra città.